Non è che andavi a ballare hip hop in giro, non c'era niente, c'erano solo le disco house, electro, truzzi ovunque, ok? Sì, E quindi dovevi andare fino a là per ballare un po' di rap al Palladium alla fine. Dopo c'era il Nu Club e Custom che sono venuti fuori. Siamo qui con Gettone, mi fai un bel Jet One, Boiaca. Jet One, yes sir! Pum, pum, pum. E dopo la puntata del Kelly che potete trovare qua da qualche parte, poi la metterò sopra la testa di Jet One. Mi muovo però intanto, si deve muovere. Praticamente possiamo dirlo che siamo i coetanei di una generazione maledetta, perché siamo i rapper nati nel 2005, 2006, 2007, 2008, comunque Sì, esatto. dopo la prima decade del 2000, quindi non siamo né antichi come Slog, Medrano e Zor che abbiamo già intervistato, non siamo neanche novellini che come novellini, siamo nuovi della scena come l'East Side Collective che avevamo già intervistato nelle puntate precedenti. Noi stiamo proprio nel mezzo, e qui ti chiedo intanto di presentarti ai nostri amici e come ti sei appassionato all'hip hop e al rap, come l'hai scoperto a quel tempo, e di farci un po' una panoramica insomma su questa disciplina. Ok, allora intanto bella, sono Jet One o Gettone con la J, e sono nel mezzo come lui, siamo nella generazione mezzo, però siamo belli come... La peculiarità fondamentale di Jet è che tutti quelli della nostra generazione, comunque che ha iniziato in quegli anni là, o hanno mollato o hanno cambiato strada, anche come me tra l'altro. Chi invece ha proprio seguito e ha continuato a seguire il flusso battendo anno per anno, da quando? Dal 2000 e... vatti a ricordare. Quando è che il Kelly giustamente mi ricordava... Dopo il 2010. Il Kelly mi ricordava che hai fatto il tuo primo EP che l'era girato con Genio con la J. Gennaio 2009, Gennaio con la J, sì, ma... Vabbè. Erano i primi esperimenti, le prime rec a casa, dopo alla fine... Possiamo dire che sono quasi più di 15 anni comunque che rappi, che sei nella scena, e non hai mai mollato? Allora, nella scena diciamo dal 2021 in realtà che ho iniziato a fare un po' di roba un po' più seria. Prima ero con i Fioi in zona, c'era una scena molto piccola, eravamo 4 gatti veramente prima che esplodesse tutta questa cosa. E quindi ti fai un po' la gavetta, un po' te la giochi, un po' sei con gli amici, rap, impari a fare un po' di cose, mano a mano impari, il livello sale e l'asticella pure. Come hai scoperto l'hip hop quindi? Io l'hip hop l'ho scoperto come tanti in Italia, almeno della nostra età, quando eravamo piccoli, con Eminem. Io l'ho scoperto, nel 2004 ufficialmente dico, con Just Lose It. E dico ufficialmente perché quando ero bimbo, ancora prima, ascoltavo più o meno tutti i generi, no? Ma non è che io conoscessi le distinzioni, cosa era cosa. E allora ascoltavo un po' di tutto, tra cui c'era anche comunque rap, c'era Beautiful di Snoop e Pharrell, c'era Nelly di Lemma, cioè tutti i brani che non sapevo ancora che fossero rap, che fosse il genere rap. Quando ho scoperto con Just Lose It che c'era tutto un genere attorno a questa cosa qua, a questo modo di cantare particolare, perché è proprio diverso da qualunque altro genere il modo in cui si canta, e da là mi sono stregato, ho cominciato a ascoltarmi un po' di tutto, mi sono visto un botto di videoclip, un sacco di hip hop americano, tutto americano. Sono venuto fuori con Eminem inizialmente, dopo ho iniziato ad ascoltare altri artisti come 50, la G-Unit, Exhibit, DMX, tutta quella compagnia là, e dopo andando un po' sul Dirty South con Bambi, con Young Jeezy, con Ludacris che è uno dei miei preferiti, Lil Wayne, chi più ne ha più ne metta di quell'epoca. Ma quindi là. Nulla di italiano? Italiano all'inizio no, anzi all'inizio non sapevo nemmeno che esistesse questa cosa. Io l'ho scoperto a scuola con Mondo Marcio e Fibra. Sì, ok, però parliamo del 2005, quando nel 2006 hanno fatto 2006, sì. Ok, tu hai fatto il 2009 tu prima. Perché prima già lo ascoltavi? 2004-2006, cioè 2 anni dopo ho scoperto che c'era. Ok, certo, sì. All'inizio pensavo fosse solo una roba degli americani. Certo. E che, comunque guardando il contesto in cui
eravamo in quegli anni, non c'era nulla di hip hop comunque. Sì, di Tranne mainstream, che nelle grandi città comunque, cioè Bologna, Milano, Roma, lì sì, era però un genere ancora ambiente nostro non c'era underground. nulla. No, assolutamente. Ma e poi quando è che hai deciso di fare i tuoi primi pezzi, i tuoi primi dischi? I primi pezzi, i primi dischi li ho fatti ancora appunto come Genio del 2009, però sono tutte cose vecchie che vabbè, sono servite a fare esperienza, mi sono divertito. Primi progetti seri è stato un tape del 2020, Jet Tape, con un po' di tracce, e dopo ho iniziato a fare un po' di singoli e fino ad arrivare a un po' di freestyle, qualche altro video, e dopo adesso sto lavorando ad un disco vero e proprio, il mio primo vero disco lo sto facendo solo adesso. Ma perché sputi in faccia tutta quella decade là del 2010? Che mi state sul cazzo. Dal No, 10 al scherzo. 2020, perché sputi su tutti quanti? Cioè non ti è servito a nulla, scusa. No, non è che sputo su tutti quanti. Ed eccoci qua, un cambio d'abito. La Pussy dice sempre che qui fa troppo freddo, invece siamo a fare Troppo questa puntata caldo. qua il 30 di ottobre e sta puntata qua uscirà già che la gente pensa abbia il termo acceso. Comunque I'm on fire. non capisco perché devi sputare in faccia a 10 anni di rap confronto a... Ma non lo chiamo sputare in faccia, lo chiamo ho fatto la mia gavetta. Ma è quello là che ci interessa a noi. Cioè, vorrei capire com'è che hai fatto i tuoi primi eventi, cioè eventi, le tue prime esperienze in quest'ambito. Allora, le ho fatte, vabbè, ho fatto qualche P, appunto, qualche tape, qualche robetta così, mi sono autoregistrato per molto tempo a casa. Registravi a casa? Sì, registravo a casa io con il mio mic, il mio mixer, la mia scheda audio. Io mi ricordo che facevo i vari take, dopo facevo le doppie, i mix. Un periodo iniziale che tu cercavi dove registrare in giro all'epoca comunque. Sì, perché a casa non è che poi cioè, non è che qualche volta sei riuscito a venire anche da me, forse che eri scomodo. Sì, esatto, qualche volta sì. Qualche vecchia dopo roba. ti sei fatto dopo uno studio, quindi. Lo studio, sì, l'abbiamo fatto a Marghera dopo il 2016, lo studio nostro. Sì, è vero. Quello era il nostro studio, proprio trattato come uno studio, cioè prima io registravo a casa mia con le pareti così, cioè non è che avevo dei trattamenti. Mi raccontava il Kel, non so se mi ha detto fuori onda durante l'intervista, che a volte tipo lui entrava là che per registrare ti trovava te con la tipa che stavi facendo. Allora è stata sia uno studio che una casa che una piazza, perché difficilmente riusciva a stare solo in quel posto là, perché cioè tipo io mi ricordo una giornata in particolare che ero tutto il giorno là io solo, ok, dico boh, adesso lavoro, devo fare questi beat, devo registrare sta roba, fare un paio di mix eccetera, e niente, bussano, sono due amici miei, entrano, bene, dai, entrate, ti bevi una birra, ti fumi qualcosa e via così, 4 ciacole, buon dai, adesso torno al lavoro, ok, ci vediamo alla prossima, buon ciao, tempo 5 minuti, arrivano altri che ti bussano. È tutto così a giro fino alla sera. Dopo la sera mi sono un po' trovato solo e ho iniziato a lavorare. Però spesso e volentieri c'era sempre gente che passava, c'era un via vai di persone. Poi sì, c'ero anch'io con la tipo effettivamente, quindi. Com'era la scena in quegli anni là rispetto a quella di adesso? Cioè cos'è che è cambiato? Allora, una volta eravamo quattro gatti, perché l'hip hop comunque era solo nelle principali città ed era solo underground. Era ancora prima che facesse tutti questi numeri il rap, che ha iniziato più o meno dal 2012 in poi a fare un po' più di interesse tra quelli più piccoli di noi. Ok. Cioè all'epoca qua in zona eravamo veramente quattro gatti. Adesso dici che siete in di più, quindi? Adesso quasi chiunque, cioè adesso più di metà di chi ascolta rap lo prova a fare. Ok, ho capito cosa intendi. Però dico, nella tua carriera che mi dici che dal 2020 per me le cose sono cambiate, cos'è che è cambiato? È cambiato il mio approccio nel fare musica, ho trovato anche un team di persone con cui lavorare bene e fare dei brani veramente curati sotto ogni aspetto. Ho trovato degli amici producer che veramente validi, abbiamo tirato fuori delle belle cose. Io personalmente dopo
un bel po' di pasta asciutta che mi sono dovuto mangiare, ho iniziato a fare testi che mi piacessero di più e che rimanessero, cioè tutto quello che facevo prima magari dopo un mese, 2, 3, un anno, dopo un po' dicevo vabbè dai, un po' una roba così, data così. Adesso è da là che sto facendo roba che, se ascolto ancora oggi, mi piace parecchio, quindi sono molto soddisfatto di quello che sto facendo adesso. Ma il salto di qualità è venuto perché? Cosa è successo? Cioè, dal nulla? No, Da non è nulla- no, è proprio O hai trovato delle persone è un che- insieme di questo, cioè quando ok. ho trovato quelle persone per lavorare in team, io comunque avevo fatto dei miei, cioè avevo un po' migliorato la mia tecnica, il mio modo di scrivere, la mia delivery, cioè comunque ecco, secondo me il margine di miglioramento, se fai questa roba, deve essere pressoché infinito, quindi mano a mano che il tempo passa, che tu continui a fare cose, ogni roba che fai trovi sempre qualcosa di meglio da mettere, fare, scrivere, quello che è. E da là dico ok, sono arrivato ad un livello che a me piace, Ok. Però e parlavamo- quindi da qua lo sto facendo sul serio. Parlavamo anche fuori onda che, per quanto riguarda me, ma forse per te non è così, che all'inizio, vivendo certe situazioni, magari eri più giovane, facevi esperienze diverse, avevi un modo di raccontare le cose, cioè avevi modo di raccontare più cose. Adesso magari che fai una vita, che magari lavori, hai una vita più tranquilla, sei più maturo, è anche più difficile magari scrivere dei testi. Dipende cosa che scrivi, cioè io ho sempre scritto roba molto personale, parlando praticamente di me, di come sono io, di come attraverso certi periodi e di ciò che mi circonda in quel momento là. Allora sì, è diverso perché rispetto a quando sei ragazzino è il mondo che ti circonda, è tutta un'altra cosa. Esatto. È il modo in cui lo vedi e il modo in cui prendi certe cose è totalmente diverso. E adesso come adesso ti dico, sicuramente è una cosa più matura quella che viene fuori, più matura, più ragionata, ma allo stesso tempo non ho ancora perso vecchi vizi e abitudini, quindi è un po' un equilibrio delle due cose, la via di Ok. mezzo che dicevamo, Ok. capisci? Cioè poi avanti negli anni ancora sarò sempre più tranquillo, sempre più così, dipende, cioè non si sa mai come che vanno a finire le cose, però Certo. questo è quello che ci si prospetta e mano a mano probabilmente farò roba sempre più matura, sempre più serio, dipende, cioè adesso sono una via di mezzo. Ok, dico una cavolata, magari una cosa che tu racconti in un testo che magari ti dà fastidio, ti dà rabbia magari a 20 anni, ora che hai una maturità che nei quasi 34-35 magari la prendi in un'altra maniera. Sì, Te ne freghi sì, anche, sì, dici sì, ma sì, c'è una roba che è così, e quindi non hai eh. più quella grinta di una volta, questo intendo. Non è, cioè, Proprio a livello emozionale. secondo me non è che ti leva la grinta, cioè cambia solo dov'è che la indirizzi. Ok, quindi tu cosa ti ispiri adesso? A differenza di una volta magari. Beh, io mi ispiro sempre alla mia vita, cioè praticamente io vivo, faccio le mie cose, vabbè, c'ho il mio lavoro, c'ho le mie cose da fare, c'ho le mie responsabilità, dopo c'ho le mie serate, vita sociale in giro. Quindi ok, riesci Dopo comunque io a casa, cioè capisci, cioè anche là stando in mezzo a tante persone, dopo ti ritrovi a casa che sei solo e ti ritrovi a fare i conti con te e basta. Ed è quello il momento in cui io inizio a guardare Ok. tutto e inizio a scrivere, che sia roba riflessiva, roba introspettiva oppure roba estroversa che mi rifaccio a quando sono in giro a fare le serate, brani un po' più leggeri, divertenti, un po' di tutto alla fine. Quindi prendo tutto questo equilibrio, chiudo la sera e mi metto là. Ok. Vuoi raccontarci qualche avventura che, visto che abbiamo lo sponsor del Montenegro, no in realtà non avevamo lo sponsor del Montenegro, però come i vecchi Magari lo tempi sponsor. abbiamo già, Paghiamo no, noi. perché andare a lavorare, però abbiamo già bevuto 2 sciottini, anzi diciamo che Jet ha bevuto uno suo e uno anche per me. Vuoi ricordarci ai nostri amici quella serata? No, No, intanto- era un pomeriggio?
Dopo... L'ho fatto solo perché sono altruista e non perché volevo berne due. Esatto. Primo. Secondo, allora quel live, vatti a ricordare l'anno, eravamo proprio giovani, sì, ragazzini proprio, c'era questo live a Mestre, Forte Marghera credo. Forte Carpenino non lo so, fatto sta che prima di andare là ci siamo trovati noi e siamo andati prima alla PAM di Piazza Barche. Il video deve esserci ancora su YouTube, casomai ve lo sì, metto da qualche probabile, parte. Mamma mia. E insomma, eravamo con Jet, eravamo ancora alla Panda. Più o meno uguale comunque. Cioè. Sì. Se mi vedi in video sono più o meno uguali, solo un po' di pizzetto qua e basta. Ci siamo presi un liquore al cioccolato al Montenegro, mi ricordo. Siamo andati a fare sul live, esatto, quello eravamo sfregati. Quello al cioccolato con le cialde, no? Così. Non so. Buono. Sì, buonissimo. A me piaceva un botto. Il Montenegro, anche sono amante del Montenegro. Quella volta siamo andati prima a prendere da bere, dopo siamo arrivati con le bottiglie in mano a suonare. Ti ricordi qualche altro aneddoto? Mi dicevi prima, no? Sì, allora. Vabbè, allora andando un po' per ordine, vai. Quello che ci siamo detti. Allora, prima non mi ricordo quando, non riesco a collocarla come data, penso che fosse 2017, 18, 19, insomma, su quel range là. Dovevo fare un live con un mio amico che lui partecipava ad un contest e io ero assieme a lui. E niente, lui era già là e io ero in ritardo. Cioè io ai live faccio spesso volentieri tardi, però in verità arrivo sempre nel momento giusto che devo essere là. Infatti questa volta io ero in ritardo, lui era un po' agitato, no? Cioè tipo quando arriva così cos'ha. E nel frattempo gli dicono dai tra poco tocca a te, io dovevo ancora arrivare, non mi aveva ancora visto, lui si agitava sempre di più, doveva tra poco salire sul palco. Nel frattempo io arrivo e dovevo fare prima la tessera, no? Sai i locali tesserati, no? Dovevo fare prima la tessera, quindi gli dai i nomi, scrivi, fai le cose, il modulo paga, entra. E invece niente, è successo che lui è salito lui solo, perché ormai non c'era più tempo, doveva muoversi, ok? E sento il tipo che lo annuncia in live. E aveva annunciato anche me dopo, no? Tutti e due, solo che si vedeva solo lui. Io stavo ancora facendo queste carte e sento il nome e faccio no, scusa, dopo. Sono svolato via e correndo in mezzo alla gente, passi, sono salito sopra, proprio fiondato sopra, all'ultimo proprio. La gente ha fatto un casino assurdo solo per come ero arrivato. Cioè solo per l'entrata in scena. Non è l'unico episodio che ho, ce ne ho altri, ma ora come ora non mi vengono in mente. Comunque avevamo fatto parecchi live all'epoca, i primissimi erano proprio cose da disagio, rudimentali, sì. Cioè era pur di suonare, tu suonavi ovunque praticamente, anche in posti o in situazioni che non aveva senso. Sì, anche perché non è che ci fosse... anche adesso. No, beh, adesso no, adesso no, è cambiata la cosa adesso. No, beh, fortunatamente adesso ci sono dei bei eventi pop, anche di emergenti, ma comunque abbastanza seri, con abbastanza gente che viene, che si prende bene. Una volta appunto non c'era neanche giro, quindi cioè gli eventi erano per i bar, per i localini così. C'era quel localino piccolo accanto al Popcorn, Sound Blast. Esatto, il Sound Blast, che l'abbiamo fatto un contest di freestyle. Sì, forse è stato l'unico eventino rap che... Però c'era anche gente. Anche gente a quelle. Allora, posto molto piccolo, quindi facile da riempire, però si è riempito, la gente era gasata. E mi ricordo che dopo il contest, che c'era un po' di DJ set così, no, per ballare così cos'ha, fra la varia gente arrivano questi due che si erano appena sposati. Pazzesco. Ancora, cioè lei ancora con l'abito, mi sembra, non so. E niente, sono venuti là da noi a ballare, hanno fatto festa, così. Ascolta, improbabile. Ti faccio questa domanda e poi faccio una roba. Ascolta, faccio una roba perché dopo capirai. Ascolta, come ti rapportavi con la scena dell'epoca? Com'era la scena? La scena dell'epoca eravamo in pochi veramente
più o meno ognuno guardava il suo, qualche collabo tra un po' di Fioianata. Io avevo dato qualche beat a qualcuno perché all'epoca facevo beat anche. Avevo dato un po' di beat in giro, poi collaborazioni, cioè specie all'epoca ho sempre avuto questa sfiga che qualunque brano dovessi collaborare alla fine saltava, cioè per un motivo o per l'altro, o perché l'altro non tirava più fuori la sua strofa, non gli ispirava più il beat, oppure perché l'abbiamo anche registrata però veniva male la strofa o qualche parte da rifare che poi non si è più rifatta. Parecchie collabo sono finite così per non uscire proprio. Adesso ho qualche collabo che invece deve uscire fuori. Ce n'è una che ho appena fatto che è con Blue Royals e D-Mike, che abbiamo fuso il mondo del rap e quello del breaking. Ho visto il video, io pensavo fosse Big Mike, invece D-Mike è un altro. D-Mike, no, sì, lui è un altro, è di Vicenza. Ok. È un altro dei nostri, cioè è più grande di noi lui in verità. Ok. Lui è più grande di noi, girava al Palladium Vicenza perché alla fine quella è la zona, no? Ci siamo conosciuti così perché anche io andavo là sempre, cioè una volta non è che andavi a ballare hip hop in giro, non c'era niente, c'erano solo le disco house, electro, truzzi ovunque, ok? E quindi dovevi andare fino a là per ballare un po' di rap al Palladium alla fine. Dopo c'era il Nu Club e Custom che sono venuti fuori. Avevano fatto in realtà qualche serata hip hop sia al coso al Molo 5 che organizzava anche Masseo, faceva solo il vocalist. Il Da Club che è venuto fuori nel 2014. Sì, quello era proprio da ballare. Il 2014 infatti per me è stato l'anno in cui la gente ha iniziato più o meno a conoscere il rap per la corrente swag, cioè la corrente del 2014, quella un po' più swaggante così, Ups and Downs di T-Pain, esempio. Comunque sempre americanate, italiano poco, vero? A quelle serate là in ogni caso. No, italiano zero. Poi parlavamo fuori onda, c'è stato l'avvento della trap. Sì, trap 2016 trap. Come l'hai vissuto sto periodo qua? Allora è stato un periodo molto particolare perché io facevo un tipo di rap che non c'entrava un cazzo con la corrente che è venuta fuori dopo, e la stessa cosa per me è stato anche per tanti altri che conosco. Alcuni hanno iniziato a fare trap, però c'è una cosa tanto diversa in verità, cioè la devi quasi imparare da zero per farla bene, secondo me, perché ha tutto un altro carico, tutta un'altra cosa. E altri hanno mollato direttamente e si sono rotti il cazzo, hanno cominciato a vedere un po' questo mumble rap che mi è sempre stato un po' sul cazzo. Cioè io sono sempre stato abbastanza fan del rap fatto bene a livello tecnico, a livello di delivery, quindi comunque qualcosa di virtuoso, diciamo. E invece vedevi roba veramente troppo semplice che parevano delle filastrocche, e dici, infatti l'ho interpretato, vabbè, cioè io non c'entro un cazzo, piaccia o meno, perché alla fine piaceva a tanti, c'era questa cosa di novità, c'era questa novità che era la cosa più nuova che potevi sentire, specie per i beat, alcuni pezzi anche divertenti, molto belli in cazzeggio, però per il resto no, c'entrava un cazzo. L'ho sempre interpretato come una roba, i nostri vecchi gli faceva schifo quello che facevamo noi. Non vorrei che fossimo diventati noi a loro volta vecchi che ci schifiamo della trap. Ma sai che ce l'ho avuto questo pensiero un paio di volte, ho detto allora è sicuramente perché io sono più vecchio dei ragazzini di oggi, ok? E non capisco la musica nuova. È un discorso strano questo, perché però all'inizio tu non lo capisci, ma lo capisci dopo. E non saprei che dirti. Ma essendo musicista, però dovresti essere abituato alle nuove esperienze, ai nuovi sound. Allora, io seguo molto l'evoluzione del rap, ok? Adesso come adesso a me piace molto com'è che si è evoluto il rap americano. Sempre là attorno, cioè il rap italiano io lo ascoltavo molto tempo fa,
quando era più, Cioè, noi arriviamo sempre quando era più dopo, underground. Cioè adesso dopo il 2016 io comunque seguo la scena, mi tengo aggiornato, però non è che proprio che sono fan che me li metto in macchina sempre, capisci? Cioè là metto sempre americani sempre, perché anche a livello di beat, di sound, di idee, di direzione sono più artistica avanti. è roba loro. Certo. È nata da loro, è roba loro, cioè poco da fare. Dopo tu guardi, prendi ispirazione, ci metti il tuo punto di vista, fai la tua versione, però è roba loro, cioè hanno una freschezza tutta loro, cioè specie tante cose nuove che stanno venendo fuori oggi che si distaccano anche dal mumble rap e dalla cosa che a me piace, cioè appunto quella è la via di mezzo. Perché allora non mi piace chi rimane fossilizzato sulla musica che, cioè se non suona come 20-30 anni fa, Sì. allora non è buona, vuol dire che se non, cioè cose E mi così, collego no? là al discorso di come ti rapportavi con la scena dell'epoca, perché c'erano tanti puristi nel 2005-2006 che se tu facevi una roba che andava un po' oltre venivi bastonato, comunque venivi Sì. etichettato come dire ma sto qua è scarso. Sì, cioè io non ci ho mai fatto caso, cioè fatto caso, non me li sono mai cagati quelli che dicevano così. So che c'erano qualche voce capita anche La perché io scena, quella là che c'era, quella padovana, veneziana, trevigiana, comunque eri sempre visto come, cioè o dovevi fare l'hip hop o dovevi fare l'hip hop col boom bap, non potevi darla a fare. è quello che ti dico, cioè o fai roba quella così, Esatto. quadrata, in quel quadrato là, oppure sei in un marasma di merda. Però in verità ci sono varie strade, cioè oggi come oggi puoi sentire gente seria molto forte che però rappa su cose belle, fresche, cioè molto attuali, molto moderne. Ma oggi perché sta cosa qua si è un po' sdoganata rispetto a una volta. Adesso ha un po' ripreso terreno il rap. Quello sì, perché prima appunto c'era il rap dei Quattro Gatti, dopo la trap che erano tutti per la trap, però questa ha messo in ombra il rap e dopo un po' ha cominciato a risalire mano a mano e adesso è un po' contesa la cosa. Quindi insomma tu dal 2020-2021 scopri il Santo Graal, no? Com'è? Cioè hai cambiato L'ho modo di trovato vedere. in tasca dopo una serata. Esatto, hai detto cavolo qua devo mettermi seriamente a farlo. Beh sì, ho trovato il modo di fare, cioè ho anche iniziato a investirci tra studi, tra mix e master, tra beat fatti da chi là. Beh, ma investire non che prima lo facessimo, cioè comunque No. avevo un investimento soprattutto di tempo, di tanto tempo. Sì, prima era quello, adesso anche i soldi. Ok. Cioè, prima facevo praticamente tutto io, cioè dopo ho iniziato a dire ok, cioè non è che sia una cima a fare mix e master. Mi servirà uno che, cioè non è che suoni bene questo posto, Sì, mi servirà sì, uno che sì, poi sì, ecco sì. questo secondo me dipende anche tanto dal tipo di musica che fai, perché per esempio io ho sempre messo molte voci, molte doppie, molte sporche e voci che si intrecciano tra di loro e quindi questo modo di fare musica, cioè rende bene a livello di impatto quando suona bene anche, cioè tutte queste cose devono essere giostrate bene. Se tu invece fai un brano con una voce principale dritta, diretta, cioè anche se non suona, cioè non è che ci voglia questo mix di Cristo, capisci? E allora, cioè, una roba semplice, ci metti di meno, però la fai giusta di impatto, fatta bene. Ah, ok. Hai capito? ok, Invece se questo. tu hai molte doppie, c'hai i rit mezzi cantati, mezze reppate, hai delle voci qua, delle voci qua, delle voci qua, delle voci qua, e via così, più ne ha più ne metta, Non so te, ma a volte è un anche bel lavoraccio. quando faccio i miei pezzi magari faccio anche 3 strofe una sopra l'altra, magari una la abbasso, una metto il coretto, ma perché magari di 3 o 4 che ne faccio tengo più alta quella che mi piace di più e le altre a rafforzare. Ok, dipende, cioè ognuno mi trova il farà- suo modo in base alla musicalità che si immagina. Però mi farò un pastone effettivamente. Dipende com'è che lo tratti, cioè perché esistono artisti come Cinghi che sono tutte doppie voci ovunque, cioè quello che gli fa i mix secondo me Impazzisce.
cioè non so, si tirava gli after a fargli i mix. Quindi giustamente tu mi dici hai investito, perché anch'io non sei più autodidatta, effettivamente tu non puoi essere bravo a far tutto, tu sei bravo a fare, cioè ti devi focalizzare in qualcosa. E poi lavoro, cioè quindi ti porta via tempo questa cosa, hai molto meno tempo Sì, libero. ma a parte lavoro. quello, giustamente tu non puoi essere bravo. Dopo lo tavi, dai. Sì, tanto vedrò tutto il buco, spero. Cosa stavi dicendo? Del fatto sì, che non puoi essere bravo a far tutto, comunque devi un po' delegare, o comunque è giusto che tu ti focalizzi in un'attività. In questo caso tuo di fare rap e tutto il resto lo deleghi. È giusto che mi focalizzi. Infatti ti dicevo prima che facevo anche beat, no? Ho fatto beat per un bel po' di tempo, FL Gang Shit. Però dopo un po' ho detto no, cioè mi voglio concentrare bene sul fare rap, sul scrivere pezzi, allora mi sono messo solo a fare quello, cioè quando avevo tempo libero, tempo creativo da dedicare alla musica, facevo testi piuttosto che fare beat e mi focalizzavo su quello, su come rappare, e anche il fatto di autoregistrarmi, ecco. Però fare tutto all'inizio ti dà una mano a plasmare magari in maniera più originale quello che vuoi fare, perché se ora faccio certe voci, certe doppie, certe cose è solo perché mi autoregistravo. Cioè le prime volte che io andavo negli studi degli altri un po' te la forzavano, cioè nel senso, tu vai, registrami, fammi te tre tracce così dritte, gliele facevi dritte e dopo vedeva lui cosa fare. Però sono io che voglio vedere cosa fare, capisci? Cioè, infatti adesso in studio comunque, cioè se io la canzone me la immagino che ci metti un coro così invece che colà, deve essere così, fatto così, in quel modo là tu ci arrivi mano a mano a fare, o se devi arrivare ad un certo tipo di core, appunto, sai quali voci devi mescolare e quindi le devi fare assieme. Però appunto se tu vai in uno studio esterno, non registri te, non hai questo problema qua. Allora, ce l'ho avuto questo problema qua, dopo dipende con chi ti trovi a lavorare. Cioè adesso dove registro io adesso, no, cioè abbiamo trovato un metodo dove stacchiamo bene tutto quello che vogliamo staccare, facciamo tutto l'editing dovuto, dopo se c'è una roba da mettere qua o là si mette, se bisogna aggiungere si ritorna e si riaggiunge, torna qua, sposta questo, cioè cambia anche la struttura del beat, qualsiasi cosa. Però lavoro minuzioso, però conta che ci sono delle session che per incidere un brano ci metto anche 4-5 ore. Boia. Facendo là però tutto l'editing, quindi comunque anche là ti porta via un po' di tempo, non è solo stare davanti al mic, sto là proprio con lui che facciamo l'editing di tutto. Però magari adesso fai meno pezzi, più di qualità, no? Sì. Quindi magari sì, volta... cioè lo dico io, cioè dovete dirlo voi in realtà, e ascoltate la mia roba e dopo me lo direte. No, vabbè, magari una volta facci tanta più roba, magari, no? No, vabbè, cioè io ho fatto tantissima roba che non ho mai fatto uscire, ma proprio tanta, anche tanti testi che non ho mai registrato, oppure pezzi che ho registrato e che poi non ho neanche fatto il mix e master, basta. Perché non ti piacevano? Perché alla lunga mancava qualcosa, oppure c'era qualcosa di più che potevo fare, oppure erano fatti troppo di polso, e quindi cioè, o hai quell'idea proprio assurda che ti viene così di colpa, allora rimane, oppure dopo un po' dici una cagata. Sai che io invece ho buttato fuori quasi tutto. Cioè, mi rompevo le balle a fare una canzone, che sbolla la faccio uscire, cioè minimo dopo magari parli, no, certe che magari dicevano no vabbè, ma però non le finivo neanche. Capisco. Sì, però insomma peccato però vedi anche là, tanti hanno sto difetto secondo me, perché magari hai quel pezzo che non so se ti è mai capitato, magari a te non piace, sì. lo butti fuori e va. Infatti a me è capitata questa cosa con dei freestyle che ho pubblicato a fine 2022, che è una raccolta che si chiama Jet Styles, giusto per riprendere il nome sempre. E allora ce n'erano 7, di cui uno l'ho tolto, ma solo perché il beat suonava talmente male che non potevi far suonare bene quel pezzo là. E questo era uno dei difetti di prendere i type beat di oggi.
Cioè questi freestyle li ho fatti su dei type beat, e questo qua suonava così male, in verità il kick droppava così male che abbiamo proprio eliminato il pezzo pur avendolo registrato, proprio in fase di mix e master abbiamo detto no, una cagata, buttalo via. Ok. E invece gli altri, per dirti, è una roba inversamente proporzionale, ho visto, perché c'era uno di quelli che stavo per cestinare, ma perché non mi piaceva a me, mi pareva troppo una cazzata, troppo cazzone, e invece è stato quello che è girato di più di tutti questi 6 freestyle, no? Vedi. Al contrario, quello che a me piace di più, quello a cui io sono più legato, insomma, che suona meglio nelle mie corde, è stato quello meno ascoltato. Vedi. Cioè, vedi, quindi non puoi mai sapere in verità. Cioè, magari una cosa anzi, adesso penso, se mi fa cagare, quasi quasi può essere che funzioni. Se invece una roba mi piace troppo, magari rimane quasi solo più a me che agli altri. No, perché magari lo fai, lo scrivi, dopo ascoltandolo 1000 volte per buttarlo fuori quella, a una certa ti stomaca e dici non lo butto fuori, però in realtà magari al primo ascolto ma li prende di più. Te che mai l'hai ascoltato fino allo sfinimento, no? Il primo impatto è quello che non puoi mai avere te che fai musica, perché cioè appunto te lo ascolti prima in fase embrionale, dopo mano a mano che ci lavori al 40, 50, 60%, al 100% arrivi che non ti aspetti più nulla ormai, cioè sai che è così, è finito, è fatto bene, a posto. Il primo impatto invece lo lascio a amici, collaboratori, che proprio cerco di non dare spoiler di niente, in modo che proprio voglio proprio vedere le reazioni. Certo. Per quello, però aspetta, sono dimenticato cosa volevo dire. Sì, che lo vuoi dare a uno, cioè che siamo imbarbati tutti qua. No, vabbè, comunque giustamente lo fai ascoltare ad uno che non ha mai sentito il pezzo prima, in modo da vedere la sua reazione, no? Esatto, questa cosa la farò anche per il disco, che adesso sono in fase di mix. Parlaci dei tuoi ormai è finito. Oh, io non l'ho fatto fumare, non gli ho dato niente, cioè, io non gli ho dato nulla. Che sboro. Cazzi sua. Parla di Pensa se avessi fumato. Sarà il clima, che ne so. Vuoi a Montenegro? No, deve essere il caldo, ti levi la felpa. È il clima dei jet. Perché fa caldo, o no? Guarda qua, felpa della spuma. La spuma? Che mi ha regalato il bullo sta 4 volte. Perché è stata la mia idea. Spuma, bella. Sì, perché io ho detto ti ricordi la spuma? Non so se che sia ancora. Non so mai cosa che buttava dentro, perché la spuma, non sai che sia aranciata, l'arancia, la limonata al limone, la spuma che cazzo da. Cioè a me viene molto da sbobba da bere, no? Può essere, però il colore è troppo scuro. Parlare più birra, vabbè, birra rossa. Comunque no, dicevo, progetti futuri, ce l'ho fatta. Allora, ce l'abbiamo fatta. Allora, progetti futuri, appunto sto lavorando al mio primo vero disco, come ho già detto prima, perché è il mio primo vero lavoro serio questo. Ho fatto un po' di singoli, ho fatto qualcosina, però adesso diciamo che mi sono rotto il cazzo di fare solo singoli, perché volevo fare brani che non è che sono brani che fai girare come i singoli, cioè ci sono brani e brani, secondo me, e ci sono quei brani da album che se tu lo carichi come singolo fine a se stesso non dice un cazzo, capito? Sì. Invece dentro un disco con un percorso fatto in un certo modo, tutti questi brani diventano dei mattoncini. Sarebbe un concept album, no? Può essere, no? Sì, cioè il concept, cioè vabbè, che ruota tutto attorno ad un discorso che alla fine principalmente, cioè è un disco molto personale, quindi il concept comunque riguarda me e anche a livello sonoro come concept è un po' unire tutte le sfaccettature che a me piacciono, perché a me piace sia la roba vecchia scuola, che la roba fresh, nuova, che la roba fatta in un modo o fatta in un altro, e praticamente tutto quello che io sono capace di fare adesso ce l'ho messo lì dentro, ho racchiuso tutto là, che sono anche robe. Allora,
alcuni pezzi sono anche più vecchi, cioè sono scritti anche tipo nel 2019, ce n'è uno super vecchio, qualche barra che ho preso dal 2016, però qualche barra proprio. Poi la maggior parte l'ho scritto tra il 2022 e il 2024. 2025 ho finito le ultime cose, dopo siamo andati a registrare, adesso c'è tutto questo iter di registrazione, mix, modifiche beat, abbiamo aggiunto cose, ho messo assieme più producer in modo da tirare fuori il meglio che si poteva tirare fuori insieme, nel senso che ci siamo trovati, ognuno aveva tot beat, ok, da mettere per il disco, e facendoseli ascoltare tra di loro, cioè facendoli ascoltare tra loro questi beat, magari c'era l'idea di uno sul beat di un altro e allora ce la mettevi, oppure un altro su un beat di un altro ancora, e tutti questi collegamenti. Producer, praticamente sì, ho cercato di unire questi pensieri, insomma, e tirar fuori il meglio a livello produttivo che potevamo fare noi. E dopo anche a livello di registrazione, mix e master ci abbiamo messo le mani anche io e Ivan Zora, che è colui che mi sta registrando il disco con Apollo Limited, e quindi abbiamo creato tanta varietà, però con un bel lavoro di coesione dentro, anche per come suona, per come sono trattati i bassi o certi strumenti, o appunto per la scaletta a livello di argomenti, mood, livello emotivo, insomma, cioè ci sono vari momenti. Ok, quindi mi dicevi che questo disco sarà pronto per marzo 2026 più o meno? Allora sì, il traguardo è quello, marzo 2026, e per farlo finirlo tutto, adesso sto iniziando a girare i primi video dell'album, mentre stiamo finendo i mix, dopo ci saranno i master, e dopo in teoria verso fine anno creo anche questa session privata dove per amici, collaboratori, gente a me stretta, insomma, per spoilerare appunto il disco e avere questa cosa delle reaction che ti dicevo prima. Certo, sì. Beh dai, sei stato parecchio innovativo sto giro comunque. Cioè tutte queste fasi qua, collaborazione tra producer, il teaser ai fans più accaniti, del mestiere. Ho cercato di qualunque cosa sappia fare io. Ce l'ho messa là, questa è la premessa. Infatti certi beat sono coprodotti anche da me. Ok. Ci ho messo le mani anch'io, e quindi alla fine, cioè anche a livello di direzione artistica mi è proprio piaciuto curare questa cosa. Dopo alla fine, ovvio, a livello visivo, video, grafiche, quelle le faccio io. Certo. I video, vabbè, mi danno una mano per le riprese, ovviamente, però per il resto il montaggio, eccetera, l'immaginario che ci voglio mettere, il logo, eccetera, viene tutto da qua. Ci vuoi spoilerare il titolo dell'album o no? No, ancora no. Ancora è troppo presto, però arriverà questa cosa. Ma ti è mai capitato di fare un brano che assomigliasse a un altro senza saperlo, magari? Magari pensi di avere idee geniali, come mi dicevi adesso, però in realtà è una roba che fanno già anche altri. Allora, non so se chiamarla sfiga, è una fatalità strana, perché mi è capitato qualche volta, mi è capitato un pezzo che era loop, credo, che l'avevo fatto uscire, e tra i commenti trovi uno che fa è uguale a questo pezzo qua, e dava il link. Io prendo, clicco, ma non lo conoscevo, era questo emergente americano, non è che fosse grosso, ok? Ok. Ritornello suonava così, era cantato così. Pazzesco. Senza volerlo, ma era cantato così. Un pezzo che non conoscevo, no? Nel marasma di ormai c'è troppa roba, non è neanche così impossibile alla fine trovarsi in una situazione del genere. Secondo me è anche una questione di azzeccataggine. Cioè, ti faccio quest'altro esempio che è più recente. Quando ho fatto uscire Da Sotto con Silent Beats, produttore, praticamente avevo già il suo beat, cioè avevo scritto il pezzo.
sono andato a registrarlo, mix, master, il pezzo era pronto, ok? Il pezzo era pronto, dopo qualche giorno esce Locura di Lazza, il singolo di Locura di Lazza, ok? Chiamo Silent, siamo stati una mezz'ora a ridere perché il beat era identico, ma sai, identico? Pazzesco. Cioè se l'avessimo fatto uscire prima te la ridevi e basta, no? Però no, doveva ancora uscire, no? Peccato. E quindi dopo là cadi hai copiato, no? Ovvio. E allora niente, siamo stati una mezz'ora al telefono a ridere su questa cosa perché è veramente una fatalità assurda. Cioè l'intro era questa voce campionata che cantava, che era come Lazza, solo che Lazza aveva un featuring là, cioè non mi ricordo chi era, sempre una cantante che gli ha fatto l'intro, però più o meno quello era, cioè anche a livello di suoni, di sample, di violino, e dopo droppa il beat, inizia identico, cioè come droppa era identico, assurdamente identico. Magari un giorno lo pubblico così a cazzo su quando si sono dimenticati su una mia storia, sì. Va buon Jet, noi ci vediamo alla prossima puntata, che bisogna che scampa, ragazzi. Scrivete nei commenti a 100 like Jet si taglierà i dread. Quindi non fatelo, arrivate a 101 perché dopo i 100 no, solamente a 100. Sulla 100 a 101, cioè voi fatelo, dopo arrivo io, metto il 101 e non me li taglio, col cazzo che li taglio. Ma quant'è che ce li hai? Che te ho sempre visto tutta la vita, cioè non me li taglio dal 2011, ma li ho già accorciati 2 volte. Sai che il tempo vola, lo sai anche te. Pazzesco. Ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima, bella. Grazie per avermi ospitato a X-Lab Podcast, onoratissimo, sono venuto qua con la pioggia e con un fanale rotto per venire fin qua, quindi tutto impegno, ragazzi.